Salve a tutti, risolviamo ora questa disequazione trigonometrica di secondo grado. Meno 2 seno al quadrato di x più coseno di x più 1 maggiore o uguale di 0. Per farlo risolviamo prima l'equazione associata, quindi mettendo qui uguale a 0, e per risolvere quella riscriviamo questa espressione per avere soltanto seno oppure soltanto coseno. Visto che qui abbiamo coseno alla prima potenza, andremo a sostituire seno al quadrato di x con 1 meno coseno al quadrato di x. Quindi sto riscrivendo la mia espressione e qua vado a moltiplicare e poi riordino e sommo e trovo che la mia espressione iniziale è equivalente a 2 coseno al quadrato di x più coseno di x meno 1. Ok, allora adesso intanto cerco quando questa espressione è uguale a 0. E qui introduco una nuova variabile t che è uguale a coseno di x, e allora devo risolvere 2t al quadrato più t meno 1 uguale a 0. Per risolverla uso la formula per equazioni di secondo grado e trovo due valori di t che sono meno 1 e un mezzo. Visto che coseno di x era uguale a t, allora devo risolvere coseno di x è meno 1 e coseno di x uguale a un mezzo. Posso anche guardare la circonferenza unitaria per aiutarmi. Comunque il coseno, ricordiamoci che la coordinata x del punto sulla circonferenza trigonometrica, allora circonferenza unitaria, allora quando è che è meno 1? Quando siamo qua, e questo corrisponde all'angolo 180 gradi o p in radianti. E l'altra soluzione elementare quale sarebbe? Meno 180 gradi o meno p, ma se ci pensiamo è sempre lo stesso angolo, quindi ne prendiamo solo uno di questi e andiamo a vedere qua. Per coseno x uguale un mezzo, qua ho disegnato un mezzo, comunque è uno dei valori noti del coseno. Per l'angolo di 60 gradi il coseno vale un mezzo, e qui vediamo anche dalla figura anche per meno 60 gradi, quindi x è più o meno 60 gradi, quindi più o meno p terzi. E adesso possiamo scrivere le soluzioni dell'equazione con il periodo, aggiungendo il periodo, quindi x è p più k 2p, per k appartiene a z, numeri interi, e la soluzione abbiamo anche queste soluzioni qua, x è più o meno p terzi più k 2p, k appartiene a z. Ok, adesso vediamo a risolvere la disequazione. Allora, torniamo a considerare questo polinomio nella t, ricordando che t è il coseno di x. Quindi questo polinomio calcolato in t, che è coseno di x, è proprio l'espressione che avevamo all'inizio, per la quale vogliamo trovare la soluzione della disequazione. Ok, 2t al quadrato più t meno 1, questo rappresenta una parabola rivolta verso l'alto, perché il coefficiente t al quadrato è 2, che è positivo, e va a intersecare l'asse x in meno 1 e un mezzo. Adesso noi ci chiediamo per quali valori di t questo polinomio è maggiore di 0 e per quali valori di t è minore di 0. Vedendo qui la figura della parabola, allora questo polinomio, il valore di questo polinomio è maggiore di 0 quando siamo qui o qui, quindi quando t è minore di meno 1 oppure quando t è maggiore di un mezzo. I valori di questo polinomio sono negativi quando siamo qui, cioè quando t è compreso tra meno 1 e un mezzo. Disegniamo la circonferenza unitaria e quindi vediamo, allora il nostro polinomio nella t, quindi la nostra espressione iniziale, in realtà è positiva quando t c'è il coseno di x, c'è la coordinata x del punto sulla circonferenza, quando il coseno di x è minore di meno 1, ma questo non mi dà soluzioni perché il coseno è compreso tra meno 1 e 1, quindi questo non mi dà soluzioni. Andiamo a vedere questo, quando t è maggiore di un mezzo. T qua vale esattamente un mezzo e quando siamo più in qua abbiamo questi angoli, e quindi qui il nostro polinomio è positivo, quindi questa è proprio la soluzione di quando è
positivo. Allora, nell'altro caso, vediamo un attimo l'altro caso, quando t è compreso tra, cioè il coseno è compreso tra meno 1 e un mezzo, cioè quando è compreso tra questi valori, questo succede per questi angoli. Ok, vabbè, noi cercavamo quando la nostra espressione era maggiore o uguale di 0 e quindi succede per questi angoli qua, quando x è compreso tra meno p terzi e p terzi. Da notare una cosa, se all'inizio avessimo chiesto quando questa espressione è minore di 0 oppure minore o uguale, adesso non importa, sarebbe stato un po' strano scrivere che x è compreso tra p terzi e meno p terzi, perché questo sembrerebbe minore di quello. Allora in quel caso avremmo dovuto riscrivere questo angolo in un altro modo, aggiungendo il periodo 2p. Quindi allora avrei avuto meno p terzi più 2p, quindi meno un terzo più 6 terzi, e avrei avuto 5 terzi p. Avrei scritto che x è compreso tra p terzi e 5 terzi p, in quel caso, se avessi cercato quando è minore di 0. Ok, adesso abbiamo scritto questo, possiamo riscriverlo col periodo, perché questo vale, insomma, indifferentemente se aggiungiamo o togliamo il periodo. Quindi x è compreso tra meno p terzi più k2p e p terzi più k2p, per k che appartiene a z agli interi. Quindi abbiamo risolto la disequazione. Per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.